nostro viaggio con Fatti Food, alla scoperta del cibo buono, di paesaggi meravigliosi, e a volte ci tocca ritornare 2 volte in alcune location, come quella di Altomonte, perché c'è tanto da scoprire e spesso e volentieri non ce la facciamo a raccontarvi tutto in una puntata. E oggi la puntata parte in una maniera davvero speciale, con un viaggio davvero speciale, insieme al mio amico Joshua. Joshua, ma dove siamo qui? Scusa, rispondo in inglese, il mio italiano non tanto buono, non tanto buono, sì. Perché qua sono italiano, mio nonno è nato in Sicilia e io piace, tutta vita piace Italia. Dopo il lavoro, come si dice, retire qua, 15 anni fa, no 20 anni fa. Quindi tu sei arrivato 20 anni fa qui esattamente ad Altomonte. Sì. Hai scoperto questo meraviglioso paese Sì. e hai deciso di rimanere qui, addirittura fare una casa. Sì. Una casa che è come dire, un viaggio nel viaggio, perché fra pochissimo, cari amici, vi facciamo vedere che cosa c'è in questa casa. C'è la storia di mezzo mondo. Joshua, partiamo però dal fatto che tu ti sei innamorato dell'Italia perché il nonno siciliano, tua mamma invece è di origini inglese. Ok. Londra. Tu da solo però hai deciso di venire qui. My friend from New York City, I traveled for business all through Italy, mostly in the north, Rome, Milan, like most Americans, Pisa, whatever. And I kept on meeting people from Australia and Germany and England, and I said, where are the real veramente italiano? They said, Calabria. I said, sì. So I came the next day. Il tuo viaggio è stato alla riscoperta di tanti posti particolari grazie al tuo lavoro. Ma qual è stato il tuo lavoro? Okay. Prima di editore, io ero il presidente di Harlequin, di Libera del Romanzo Tutto il Mondo, e dopo mia privata company, come si company? Sì. Di scrittori per bambini tutto il mondo, forse 25 lingue, italiano, cinese, giapponese, Deutsch, tutto il mondo. Dopo, adesso io scrittore per il cinema. Quindi il cinema, i bambini, Sì. il tuo lavoro si è concentrato molto su un aspetto ludico, creativo, Sì. no? L'immaginazione. Ma scusa, il mio primo libro scritto è cookbook, come si dice cookbook? Di cucina, Sì. un libro di cucina. Sì. E io qui ti volevo, perché il nostro programma televisivo, la nostra puntata di Fatti Food ad Altomonte, parla di cucina, ma soprattutto di cucina sana. E vedo che questa copertina, fra l'altro, tu hai messo in copertina i bambini, il mangiare, no? Per Cioccolata. la cioccolata. Quanto è buona la cioccolata per i bambini? Sì. Tanto, ma quella buona. Quella buona. A te piace la cioccolata? Sì. Okay. And I told you, I published this, you're not in 1934 now, but I published this in 1973, before you were born, Giuseppe. Prima nato. Sei nato. Qui ad Altomonte esiste la pignata. Sai cos'è la pignata? Sì, pignata. Per giocare. No, non per andarci a giocare, ma per andare a cuocere i fagioli. A te piace cucinare? Solo 2 volte in anno, uno il 4 luglio, 4 Hai cucinato 2 volte in un anno? Sì. Forse il 4 July, americano, sì. Hamburger, hot dog, corn on the cob, per gli italiani, cibo americano. Quindi hai portato... portato... parte in novembre, chili. Solo 2. Quindi bambini, cioccolata, ma Jane Gasparo. Mia mamma, sì. Di che cosa si tratta? So che hai portato qui anche una biblioteca per i bambini. Tu fai tanto per i bambini. Sì. No, quando arriva 20 anni fa, poco bambini non parlano inglese. So la biblioteca dedicata per la lingua di... Quindi dai la possibilità a questi bambini di imparare l'inglese? Sì. Io solo americano io qua. Only American here, for the last 20 years. But it was important to me
that the children learn English so they have an opportunity to travel and see the world. Seguono questi bambini? See, yeah, now it's become more importantly, as important, not only for teaching English to the children, but the library is also supporting children orphanage in Africa, in Kenya and in Ethiopia. And it's, as I said, it's important that all children have an education. So obviously the library helps the children be educated, and as I said, it supports the children in Africa who need more than an education, they need a better life. Sai che è incredibile quello che tu stai facendo, perché tu stai facendo riscoprire il mondo che la gente di Altomonte magari non ha visitato, quindi gli hai portato qui quelle che sono delle tradizioni di tanti altri paesi e soprattutto stai facendo della beneficenza, stai facendo come dire, di quello che è stato il tuo lavoro una missione vera e propria di conoscenza, di offerta formativa per i bambini e di conoscenza a 360 gradi di quelli che sono altre culture. Veramente qualcosa di straordinario quello che tu hai fatto e che stai continuando a fare con questo progetto in Africa, ad esempio, che stavi raccontando. Devi amare veramente tanto questo paese per dargli tutto questo. Ah sì, no, sì. Come si dice tranquilli qua, io scrittore tranquilli. In New York, problema, New York, tutti i giorni. Qua, non è mezzanotte. C'è la tranquillità, la pace per scrivere. Sì, perfetto, sì. Grazie a te ad Altomonte però sono arrivati tanti americani, vengono diversi americani a visitare Altomonte. Forse i miei amici from Charitas arrivano qua, forse 200-300 americani arrivano qua tutto stato. Ma è vero che ti hanno dedicato anche un'osteria, c'è un'osteria dove racconta la tua storia, dove gli americani vengono anche a visitare e vedere che qui ti è stato dedicato questo posto. I think I understood. It's the muro di celebrità. Forse io fotografo per te, sì, il muro. Okay? Sì. Okay. Grazie. Niente. Hai girato il mondo, dove hai mangiato meglio? Ad Altomonte. Sì. Very good. Grazie. Ci ritroviamo a tavola come il nostro solito, caro Tommaso, e grazie per averci presentato Francesco, una persona simpaticissima, una persona dinamica, così con i clienti, ecco, un po' le pubbliche relazioni sei tu che le vai a curare, poi in particolar modo ai tavoli, è vero? Sì, è verissimo. Francesco, però noi partiamo da una storia, partiamo da tanti anni fa, quando in questo location, in questo ristorante, non c'era la tua osteria, ma c'era la cantina dei nonni. È stata una cantina e poi dopo ha avuto una trasformazione, c'è stato un emporio, praticamente si trovava anche un ago, come si suol dire, nel pagliaio, trovavi di tutto, quello che uno desiderava trova tutto, e c'era la mia zia che gestiva il tutto. Poi la prima di Altomonte, questa la prima di Altomonte è la prima cantina di Altomonte, infatti mio nonno Francesco Caldani, ancora la gente, gli anziani lo nominano per la sua bontà. Quindi, caro Francesco, la tua storia invece, grazie. Mi pare baccalà ci hai preparato. Questo è il baccalà mantecato. Il tuo fratello gemello? Mio fratello gemello Massimo, che in cucina, che praticamente è lui che elabora tutti questi piatti, che infatti la nostra insegna dice Osteria San Francesco, piatti regionali rivisitati, perché abbracciamo il territorio nazionale e oltre, con i prodotti del loco. Sono talmente curioso che per la prima volta entrerò in cucina anche io con lo chef, quindi dopo vado a vedere la preparazione di questo sicuramente vi aspetterà a braccia aperte. Bene. Andrebbe bene un bianco, direi un greco bianco, per mantenere
anche l'attenzione ai vitigni locali. Tommaso, ma vogliamo parlare un attimo di questi numeri che ha fatto la puntata di Fatti Food, le puntate di Fatti Food? 18.000 gli ascolti, insomma sono stati un bel sicuramente numero. ci sono state davvero attenzioni inaspettate, sono molti i telespettatori che mi hanno chiesto anche delucidazioni e le curiosità, quindi assolutamente sì. hanno funzionato. Ricordo che abbiamo parlato in diverse puntate delle curiosità del sommelier, abbiamo parlato del medaglione, abbiamo parlato del perché sommelier. Sì, colui che, ecco, lo ricordiamo, colui che guidava le bestie da Soma, su cui poi trasportavano questi vini. Tra l'altro qui siamo ad Altomonte, un territorio in cui ebbe origine davvero uno dei vitigni più antichi d'Italia e più antichi al mondo. Pensa che Plinio il Vecchio nel 30 d.C., nella sua opera, una delle sue opere più importanti, Storia Naturalis, parlava di un vino balbino, un vino dalle origini di questo territorio. Tu hai portato qui anche gli americani, sono venuti americani. Prima ancora è venuto però Joshua Gaspero, che io stamattina sono andato a visitare la sua casa, è molto legato anche alla tua persona, è felice sempre di passare dalla tua osteria. Ma cosa hai fatto per attirare così tanto agli americani? È stato un incontro che praticamente, siccome il signor Josh è un nostro cliente abitué, che praticamente sia a pranzo che a cena è quasi sempre qua, porta questi gruppi di americani tutte le settimane, ogni sabato, ogni domenica, sabato, dove vengono a fare aperitivi, vengono a mangiare, a cena, a pranzo, dipende i loro impegni che programmano durante la settimana che stanno qua. Comunque è una bella realtà, bisogna dire la verità. Grazie. Che per noi è una cosa molto importante. Infatti Josh, proprio ieri sera eravamo a casa sua che c'era una festa e praticamente ci ha invitato e siamo stati là in compagnia, c'erano anche tante altre persone del paese che erano stati invitati sempre da lui in onore di festeggiare un compleanno di un amico carissimo suo, che è Eugenio Bruno, il maestro, che non so se lo conosci, Tommaso. Abbiamo visto delle opere, che lui è un artista, fa delle cose che uno dice boh, però è veramente bravo, in gamba, una bella persona, una grande persona. Ma ho assaggiato il vino, l'abbinamento va benissimo, questa aromaticità con questo baccalà, sicuramente un equilibrio, un'armonia diciamo da non sottovalutare. bene, come vi dicevo, una puntata diversa dal solito, quindi io vi devo lasciare, caro Tommaso, sì, perché vado in cucina e mi deve spiegare questa ricetta il tuo fratello, tra l'altro gemello. Gemello, sì, gemelli diversi ma gemello. Spero che è veramente diverso. No, è diverso, sei è diverso in tutti i simpaticissimo sensi. Francesco, vado a conoscere, come si chiama? Massimo, e va al massimo, Già il Massimo, già dice tutto. va al massimo. Mi aspettate qua, Senz'altro, noi andiamo avanti, mi dispiace per lei ma noi andiamo avanti. ci vediamo dopo. Ok. Allora, Massimo, parliamo un attimo di questa tua cucina e di questa tua storia che mi ha già appassionato tantissimo a tavola, ma sono sicuro che mi appassionerà tantissimo qui in cucina. Infatti li ho lasciati a tavola perché voglio seguire in diretta con te la preparazione di questa ricetta. È possibile? Sì, volentieri. Allora, tu ci hai portato a tavola come primo, diciamo, assaggio il baccalà. Mantecato con patate. Mantecato con patate. All'olio d'oliva, extravergine. Allora, si taglia un trancio di baccalà, prende così le patate pelate e si mettono nella pentola a bollire, che io ci ho messo per... La patata da dove arriva? Rigorosamente dalla Sila. Della Sila. Patata silana. Silana, infatti Quindi, è pasta gialla, pasta come gialla. si può vedere. Vai. Si mettono queste patate e si fanno cuocere una ventina di minuti. Quando sono quasi cotte, noi per questione di tempo le faccio vedere, si aggiunge il baccalà e si fa bollire insieme. Trascorsi 20 minuti, Sì, li tiriamo fuori. si prende così. Aspetta un po', facciamo un'altra cosa. Dammi questo. Ah, ecco, Dammi così impari questa. anche tu. No, non solo, tu mi devi raccontare invece di tua figlia. Ah, Quanti ecco. anni ha tua figlia? Mia figlia adesso ha 10 mesi. Che cosa...
Che cosa gli dici che quando la sera torni a casa o la mattina, quando gli parli del tuo lavoro? Gli racconto le ricette che faccio. Gliele racconti le ricette? E lei mi aiuta pure. Ah sì? Sì, guardandola mi ispira e cerco di creare sempre cose nuove per E lei. quindi hai fatto anche una ricetta dedicata a tua figlia? Immagino. Sì, diciamo, la sto sperimentando. Sul così dolce, ancora. sei Sì, andato sul lì, dolce. sei andato sul dolce. Ecco. Guarda, penso Sì. di aver fatto un ottimo Sì. lavoro, non lo so. Poi Bravissimo. Poi si sarai prende il baccalà Sì? e si fanno delle scaglie così, Perfetto. molto grossolano. Ah, Poi si aggiunge dell'olio con l'aglio, benissimo. sempre extravergine d'oliva, del prezzemolo, Ok. così abbondante prezzemolo, perché va bene. E poi sempre olio d'oliva, abbondante. Si aiuti con un cucchiaio, una spatolina, Fai come una si mescita vuole, di ecco. tutti e due i prodotti. Si amalgama, Ecco, vai ad amalgamare i due si prodotti. amalgamare, si aggiusta di sale, se si vuole un pizzico di pepe e facciamo delle quenelle. Secondo me a Francesco, come dire, però compensate tutti e due, perché Francesco ama presentare i piatti a tavola, li sa raccontare Sì, lui li sa bene. presentare, Tu sei io sono un maestro po' a più... prepararli, devo dire la verità. Sono più... Il lavoro dietro le ecco, quinte, dici, sì. io sto più in cucina. Meno, io sono la parte meno commerciale, meno come... diciamo più lavorativa. Mettiamo Dopo il grissino. facciamo così. Ah, che bello. E dopo una riduzione di aceto balsamico per dare un po' di colore. Un filo d'olio extravergine d'oliva sempre, il piatto è pronto. Buon appetito. Massimo, è veramente un piacere stare in cucina con te, no? Perché poi mi piace anche come racconti, no? Argomenti la preparazione del piatto. E a questo punto ti chiedo, vogliamo realizzare anche un primo e così colgo di sorpresa Tommaso e tuo fratello e glieli porto io a tavola? Sì, perché no? Sì, è Facciamo una bella allora idea. un piatto, però coinvolgimi di più, cioè fammi fare qualcosa, fammi preparare anche a me Allora qualcosa facciamo. piano piano. Io avevo pensato intanto Giuseppe, che come ti accennavo prima volevo fare, essendo che ancora Sì. sono fiori di zucca del mio orto, tengo a precisare, perché la mattina alle 7 mi sveglio, mi faccio, qualcuno potrà dire ma ancora i fiori, no, io mi faccio quello che mi serve e me lo programmo. Questi l'ho piantati fine luglio, ancora ce l'ho. Certo. Faccio solo per il ristorante, non è che faccio vendita, sono il commerciante che mi mette in piazza. Quindi Allora andiamo. volevo fare con un piatto forte che io lo metto sempre d'estate, da maggio fino a questo periodo qua, altri 10-15 giorni poi lo levo dal menù. Sì, Faremo pomodori secchi, vai, e Che li ho- abbiamo. è sempre un prodotto del territorio. Come ti dicevo già dall'insegna hai capito che io faccio prodotti tipici legati al territorio che li rivisito. Vai, Tu mi dimmi. devi fare così. Devo mettere un grembiule? No, tanto no, basta così, il devi nostro fare non così. sarà servito a nessuno, Ecco, va ricordiamolo bene. che è uno show televisivo Sì. e rimane fermo qui. Ok. Vai, Mi devi fare così, devi togliere questo soltanto. Perfetto. Lo- No, questo giallo perché è amaro. Se va frullato questo diventa amaro. basta Questo devi tirare togliere. così? No, basta fare così. Ah, perfetto. Ok. Semmai Ok. questi peluzzini li levi, in base 5-6. Nel frattempo prendo dei pomodori secchi che vanno precedentemente bagnati comunque questi. Gli diamo una sminuzzata così. Vai. Tanto questo Non bisogna non farle è molto cucciano. fine perché se no non si nota poi nella pasta. Così. Poi i fiori. Basta così. Perfetto. Adesso io vado a fare una crema che adesso vi farò vedere, per questione di tempo già l'ho creata. Me la puoi prendere? È qui la Questa formuletta qua. magica. Ecco. La cremina Ed che è tu ti sei questa. preparato prima. E sono uno spicchio d'aglio, c'è un po' di origano. Bene. Così. Poi si prende una padella, si mette un po' di olio sempre, la base di qualsiasi cosa, olio con aglio, un po' di pomodoro con cassè, sempre Metto un po' di dell'orto. basilico? Prezzemolo, no, Prezzemolo? basilico no, No. nel pesce basilico, Prezzemolo. prezzemolo. Ecco. Perfetto. Poi un po' di olio d'oliva. Ecco. Quindi adesso Massimo facciamo soffriggere Soffriggere un attimino, però pochissimo la, tempo. la blocchiamo così, perché adesso andiamo a
a fare il pesce che va abbinato dopo ed è una lambuca. Una lambuca, quindi Sempre un pesce dei nostri mari perfetto. e vi faccio vedere adesso, l'ho tenuto apposta per voi, la sfilettiamo al momento. Il pesce ti viene consegnato qua direttamente a te, arriva il pescatore. ti Sì, porta il viene pescato 3 volte del a giorno. settimana, poi bene. facendo uso di abbattitore sottovuoto io garantisco sempre un prodotto fresco senza nessun rischio. D'estate infatti facciamo molto crudo nonostante siamo nell'entroterra. Benissimo. Ecco. Andiamo avanti, Mi procediamo. passi quel piatto per favore? Ormai mi sento parte integrante della cucina qua. Lo sai che sto cercando un aiuto, non è che... guarda, se vuoi possiamo metterci d'accordo. A me interessa semplicemente Io continuo una cosa. comunque, tu parla che io A me continuo. interessa semplicemente una cosa. Quanto mi fai imparare, non quanto mi dai. Bravo, questo non si trova più una persona che dice così, guarda. Ti faccio i complimenti perché adesso chiunque viene, quanto mi dai? Io l'ho fatta adesso a cubetti, no? Così. Vai. Adesso la condisco leggermente con sale e pepe. A questo punto, Massimo, Mi cosa serve ci rimane? l'ultimo sforzo, mi devi passare la pasta, che è Passo là, la quei pasta, paccheri. Ok, abbiamo i Ecco. paccheri. Ecco, non l'apro. Questo è un po' troppo per 2, adesso ne calo un po'. Dopo che abbiamo rosolato il pomodoro e l'aglio, Giuseppe, metto questa crema, pomodori secchi e fiori di zucca, che avevo già Ti sei frullato già prima. preparato prima. Sì. Ottimo. A questo punto vado a prendere un mestolo di acqua di cottura Un po' di acqua di cottura, andiamo per, ad per far amalgamare sciogliere ancora queste meglio. cremine, ecco così. Ah, facciamo sciogliere la cremina. Sì, perché è abbastanza compatta, è un concentrato, diciamo che è un concentrato. Francesco, Tommaso, stiamo per Dopodiché arrivare. si mette la Manca lambuca. poco. Un consiglio da chef di metterla proprio alla fine, perché sento che è un pesce azzurro, fa parte del pesce azzurro, una carne asciutta tende ad asciugarsi troppo e rischi che diventa stopposa. Vero. Quindi alla fine non la fai neanche cuocere. Col calore della pasta, adesso vi faccio vedere, Cuoci insieme. andiamo a spadellarla, basta poco, così rimane, lascia meno quel gusto forte deciso che c'ha l'alice, la sardina, il tonno. Ecco. Ecco. Guarda. Perfetto. Adesso la spadelliamo che si amalgama bene, Giuseppe. Ecco. Perfetto. E dopo andiamo all'imbiettamento. Ah, perfetto. E io a questo punto, se tu me lo consigli, metterei un po' di questi fiori di zucca e un po' di pomodorini secchi. Sì, che richiama, Sopra, richiama quello che è dentro, bravo. La tradizione e soprattutto quelli sono gli ingredienti che abbiamo utilizzato. Ecco, ti lascio fare a te allora, vediamo. Va bene? Non lo sbagliare, eh. No, cerco di... Poi metto un giro di pepe. La fai tu sta sorpresa, vai? Glieli porti tu? Sì, questi ne dobbiamo fare altri... siamo in 3, quindi prepariamo gli altri e intanto Sì. diciamo ai nostri ospiti da casa, signori, buon appetito. Aspettiamo questo primo È piatto. finita l'attesa, è finita, eccoci. siamo arrivati. Ve li ho portati io Che direttamente. onore, perché che onore. Massimo Giuseppe. è rimasto in cucina perché loro sono aperti, no? Anche qui al ristorante, quindi devono servire anche questo dei tavoli. Però Francesco, che dire, è veramente il massimo tuo fratello. Meraviglioso. No, è davvero il massimo. Ma come ha spiegato la ricetta? Poi questo piatto, sai di cosa abbiamo parlato? Di questa lambuca che gli è arrivata proprio stamattina fresca e ha preparato questo piatto per questi paccheri con lambuca e pomodorino. La cosa che praticamente differenzia mio fratello chef da altri, Sì. senza sottovalutare nessuno, è che lui, in base al prodotto che ci portano, esprime tutto il suo sapere per poter fare qualsiasi piatto, perché praticamente la lambuca adesso lui la fa anche come secondo, però adesso l'ha sviluppata con questi paccheri. E questi paccheri, Tra l'altro c'è del pomodoro, dei pomodorini secchi. pomodorini secchi
paccheri con l'ambuga. È un piatto semplice, semplice. Poi condito con olio extravergine d'oliva crudo. E ci tengo a dire che l'olio è nostro, che abbiamo una piantagione di olive dove lo raccogliamo e ce lo facciamo per noi e lo usiamo qua nel ristorante. Fate tutto con prodotti made diciamo in Altomonte, così come insomma la pasta che tendono a utilizzare, no? Questa loro diciamo preparazione dalle farine fino al prodotto finale. Io direi che su questo piatto potremmo abbinare un vino un pochettino più tannico, un gaglioppo rosato sarebbe l'ideale, visto questo pomodorino. Mi ero preoccupato infatti che... Secondo me sì. Vedevo i bicchieri vuoti, ho detto, secondo me... No, arriva perché abbiamo, diciamo... Francesco, però inizialmente mi stai raccontando la tua storia. Quindi Sì, lo so, però dopo siamo sono stato- arrivati a un certo punto del tuo percorso e poi ci siamo un attimo, no, fermati. Quindi ripartiamo dal fatto che hai viaggiato tanto, hai viaggiato in giro per l'Italia, ma il posto più bello che hai visitato, dove ti sei, anzi il posto più bello dove ti sei fermato con il tuo lavoro per qualche anno? Allora, il posto dove mi sono fermato per qualche anno sono più posti, però in un posto dove praticamente ho espresso la mia voglia di fare è stato Bordighera, che ho avuto un locale per quasi 6 anni, in centro, in Corsa Italia, vicino a voi, dove a Bordighera ci siamo proprio sbizzarriti alla grande, con mio fratello che era in cucina, lo chef, io ero fuori in sala ma capeggiavo una squadra di 8 persone che stavano dietro di me ad aiutarmi perché era un locale che faceva dalle colazioni a notte fonda con le serate, dove io praticamente diciamo che ci ho lasciato anche un po' del mio cuore. Adesso sono sposato e sono felicissimo con mia moglie, quindi non ho nessuno e saluto tantissimo caramente. Mia moglie si chiama Mariangela e sto veramente per bene. lei il vero pretesto per cui sei ritornato? Il vero al tuo pretesto nome. perché sono ritornato è lei, questo è vero. Però anche tutto il resto della mia vita che ho fatto in giro. Grazie Mariangela per questo bel regalo. Scherzo. Poi mio fratello anche praticamente mi ha seguito perché io sono stato la parte, diciamo, integrante a voler ritornare qui al nostro paese e fare questa esperienza. Poi mio fratello adesso diciamo che sono anche felicissimo perché si è sposato con Laura e mi ha regalato una nipotina che l'hanno chiamata Francesca. Saluta la nipotina. Ciao Francesca! E sono veramente orgoglioso di tutto Ecco, ciò. Anche perché io non ho figli e quindi molto probabilmente sarà lei a dirigere tutto per qualche anno. L'umanità, Giuseppe, vedi, non solo nei piatti, ma ovviamente l'umanità sono veramente nelle persone. straordinari. È una storia bellissima quella di Francesco e Massimo che mi ha colpito subito. Poi Altomonte, tu sai, siamo già stati, un borgo bellissimo, una storia tutta da raccontare, però raccontarla così a tavola con questi piatti veramente una giornata autentica di piaceri, di sapori ad Altomonte. Io continuo a fare questo abbinamento con la lambuga e il nostro rosato. Grazie mille per averci. A me non rimane invece che dirvi grazie per averci ospitato con le nostre telecamere di Fatti Food. Ringrazio la regia di Giovanni Rodia, Serafino Stasi, tutta la Gigi Produzioni. Adesso andiamo tutta alla Blues Night di Joshua, Non chiudiamo questa puntata, rimarremo qui ad Altomonte. Grazie a tutti per averci seguito.